Prima aggrediti verbalmente, poi spintonati con violenza, con il rischio di cadere nel fossato. Vittime di un nuovo episodio di violenza, a Mogliano tre ragazzini di 11 anni presi di mira nel pomeriggio di martedì da un gruppetto di giovani. Il fatto è accaduto vicino al parco di Villa Longobardi, a 2 passi dal nuovo supermercato Cadoro. Qui i tre undicenni all'improvviso sarebbero stati avvicinati dai bulli, prima insultati e poi spinti. A denunciare sui social l'accaduto la mamma di una delle vittime, che ha chiesto a chiunque avesse assistito alla scena di farsi vivo. Una brutta avventura sulla quale ora stanno cercando di far luce i carabinieri e che arriva ad una settimana dalle minacce ad un ausiliario del traffico da parte di una baby gang. Di nuovo un gruppo di bulletti che creano questi disagi, fanno questi atti di prepotenza verso ragazzi più piccoli. Assolutamente questi fatti vanno denunciati alle autorità. Dopo un incontro in prefettura convocato qualche giorno dopo l'aggressione all'ausiliario, sono stati intensificati i controlli per contrastare episodi simili. Abbiamo messo delle pattuglie in centro a piedi della polizia locale e verranno anche aiutati i carabinieri, nel senso che arriverà il corpo speciale a fare dei pattugliamenti qui in città. Intanto i carabinieri hanno identificato tre giovani moldavi di 28, 21 e 19 anni che lo scorso 18 luglio avevano apostrofato pesantemente una studentessa ventenne seduta al tavolino di un bar insieme al fidanzato 24enne di nazionalità marocchina. Di fronte a quelle parole il ragazzo aveva reagito, ma i tre, anziché allontanarsi, si erano scagliati contro i due, colpendo la coppia. Il fidanzato aveva riportato ferite guaribili in 8 giorni, 5 giorni invece la prognosi per la ragazza. Immediatamente erano scattate le indagini dei carabinieri di Mogliano, che hanno portato all'identificazione dei responsabili, ma il lavoro dei militari non si ferma. Accertamenti sono in corso per chiarire se i tre moldavi possono essere collegati anche all'aggressione all'ausiliario del traffico. Un segnale, spiegano i carabinieri, della nostra presenza sul territorio per contrastare episodi di violenza come questi.